Take your mark. E allora torniamo in zona podio ad effettuare le prossime premiazioni. Sarà il presidente della società organizzatrice Natatorium Treviso, che ringraziamo, Vincenzo De Sio. Premiazione 100 dorso, esordienti a femmine. Terza è medaglia di bronzo in 1.17.32, Martina Corda, Natatorium Treviso. Martina Corda al bronzo, all'argento in 1.12.46, Deborah Bernardi, arcanuoto. E prima è vincitrice con il nuovo record del meeting, 1.12.12 per la Leosport, Sofia Sartori. Ed ecco il podio del dorso femminile, esordienti A, Sartori, Bernardi, Corda. Prossima premiazione, 100 dorso, esordienti A, maschi. Terzo è medaglia di bronzo in 1.12.43, Jonathan Zanghellini, Piave nuoto. Secondo e medaglia d'argento in 1.10.74, Andrea Roccasecca, Arca Team. Zanghellini al bronzo, Roccasecca all'argento, il vincitore col tempo di 1.09.38 per la rana azzurra, Enea Valotto. Intanto siamo alla virata dei 200 metri a metà gara, Sude di Lauguz 2.26 e 00, suo passaggio ai 200 davanti ad Angelica Cappelletto 2.27.01, Vittoria Nicora 2.27.25 in terza posizione. Proseguiamo con la premiazione 100 dorso ragazzi femmine. Terza medaglia di bronzo in 1.10.03, Elena Buttignol, notto di nuoto 74. Seconda medaglia d'argento in 1.09.65 per l'Idros, Matilde Modolo. E prima vincitrice in 1.07.35 per la Leosport, Giorgia Pretto. Noi intanto torniamo alla vasca per seguire questi ultimi 100 metri di questa prima serie. Si assegnano le medaglie femminili esordienti A relative ai 400 sia libero, ricordando che il record del meeting è di Matilde Vigato, 4.57.72, miglior tempo al momento Laura Franchin, vincitrice della serie numero 2, 4.58.01. Situazione alla virata dei 300, vicinissime in prima e seconda posizione Naime Akaya e Asude Dila Oguz, rispettivamente in quarta e quinta corsia, quindi attendiamo l'arrivo di questa prima serie per poi proseguire con le 3 premiazioni rimanenti del dorso. Atlete che rappresentano la Turchia al comando nelle 2 corsie gialle, numero 4 e 5, ancora Oguz al comando, ma la Akaya è vicinissima dalla quarta corsia, lotta anche alle loro spalle per la virtuale medaglia di bronzo. Attenzione anche a Laura Franchin, 4.58 e 01 il tempo imposto da lei nella seconda serie.
Siamo di fatto alle ultime bracciate di questi 400 stile libero, testa a testa tra queste due atlete. Accaia in 4, Oguz in 5. Accaia dovrebbe essere con 4:49:45 ottiene il nuovo primato del meeting. Oguz 4:49:61 chiude in seconda posizione a 16 centesimi, e poi per la terza posizione la spunta Angelica Cappelletto dalla seconda corsia con 4:55:32. Prossima gara sono i 400 stile libero maschili, categoria